Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Siamo in compagnia, è tornato a trovarci il professor Maurizio De Vanna, psichiatra. Buonasera, professore, grazie per essere tornato a trovarci. Nella seconda parte parleremo della 25esima edizione del Trieste Shorts International Film Festival, che è stata presentata proprio quest'oggi. Con il professor De Vanna invece oggi ci divertiremo, se vogliamo, a parlare di cattive abitudini. Certo. Intanto, quando un'abitudine di per sé corre il rischio di diventare cattiva qualora non lo sia già in partenza? Beh, intanto il termine abitudine deriva da habitus, cioè una specie di abito che noi ci facciamo addosso, diciamo, ci mettiamo addosso e quindi come tale può essere messo, ma può essere anche tolto, può essere anche cambiato. Diciamo che può essere una forma di dipendenza, ma è una dipendenza di tipo psicologico più che fisico, ecco, la differenza quindi con le droghe che danno crisi di astinenza, eccetera. Però, tutto sommato, se lei pensa a un esperimento col topino, se lei mette un topo in un labirinto separato da una griglia, lei preme un pulsante, la griglia si alza, lui va in giro per il labirinto e trova una tavoletta di cioccolata. E subito lui impara come raggiungere questa tavoletta di cioccolata. Perché? Perché c'è una ricompensa. E quindi qui entriamo in quel discorso che avevamo già fatto sui circuiti della gratificazione, sulla liberazione di dopamina, però, ripeto, a livello psicologico. Fatto sta che ogni volta che noi premiamo il pulsante, si alza la griglia, il topino sa immediatamente dove deve andare. Dove deve andare. E quindi, ecco, allora facciamo una gara, io e lei, quali sono le cattive dipendenze? Io posso dire che la cattiva dipendenza quella di mangiare un po' eccessivamente. Ecco, sì. Bere bibite gasate. Io posso dirle per quanto riguarda il vedere troppo la televisione. Io potrei dire, per esempio, la sedentarietà. Certamente, sicuramente è una grossa. Un altro può essere il fumo. Sì, poi se vogliamo allora anche il bere eccessivamente. Io poi sono astemio, quindi sotto certi aspetti qui sono salvo, però il bere eccessivo può essere anche un'altra. Quindi quello che va individuato intanto ammettere che c'è questa abitudine. Sì. E dobbiamo dire se è buona o cattiva, no? È evidente che se noi facciamo, lei parlava di sedentarietà, se facciamo molto movimento è una buona abitudine, ma attenzione perché anche lì può diventare una cattiva abitudine. Bisogna anche farla. Perché se la facciamo troppo, sì, no? Sì. Se facciamo una maratona al giorno, penso che possiamo avere. Però, professore, che differenza, per esempio, ci sono delle cattive abitudini, come posso dire, storiche? Sì. In questo caso, per alcune di quelle che abbiamo elencato, potrebbe anche trattarsi quasi di scorretti stili di vita. Però, no, stile di vita, certo. Ci sono poi delle altre abitudini, chiedo scusa, che magari sono, come adesso non so, che possono sembrare quasi dei tic, adesso non so se... Per esempio io ho la pessima abitudine, questo mi rendo assolutamente conto, di guardare abbastanza spesso l'orologio. Certo. Anche quando parlo con delle persone devo chiedere scusa perché sembra che mi stia annoiando, eccetera, in realtà devo avere... una nuovissima abitudine è quella invece di controllare il telefonino. I ragazzi ogni 2-3 minuti vanno a vedere se è arrivato qualche messaggio, al punto tale di tenere il telefonino sotto il cuscino anche di notte, perché non deve sfuggire nessun messaggino. Ma questo c'è una differenza rispetto a questo, cioè queste sono appunto cattive abitudini, vorrebbe da dire più personali che non ma generali. Diventano sociali perché sono generali. Cioè addirittura hanno coniato il termine FOMO, che è la fear, la paura di essere tenuti fuori, of missing out. Fear sì. Of missing Quindi non comportarsi in un certo modo, non accettare determinate cose, rischia di tenerti di essere fuori, emarginati rispetto al gruppo dei pari. Quindi sicuramente il ricorso al telefonino
è ormai diventata una cattiva abitudine, perché sono ore e ore, oppure quello di rimanere attaccati al video, non solo del telefonino, ma anche del computer, per esempio. Sì. Anche il videogioco potrebbe essere una cattiva abitudine se non diventa una dipendenza. Se non diventa una dipendenza. E quando è che ci accorgiamo che la dipendenza? Quando c'è una crisi di astinenza. Se noi, io ho visto una madre diventare matta perché si era stufata che il suo ragazzo di 14 anni era attaccato al computer, cosa ha fatto? Gli ha staccato la spina e gli ha portato via il cavo. Non le dico la crisi che ha avuto questo ragazzo, che ha spaccato tutto in casa. Quindi siamo ben oltre l'abitudine, siamo in una vera e propria dipendenza. Ma si riescono a cambiare? Cioè si riesce quantomeno a controllare? La prima cosa appunto è individuare che c'è il problema, e questo è fondamentale. Poi individuare quali sono le situazioni, i cues, cioè gli stimoli che possono indurre a dare questo. Per esempio, un divano, uno torna a casa, è stanco, morto, si mette sul divano in poltrona e lì comincia ad individuare che forse non ha talmente forza, si sente molto stanco e quel giorno non andrà in palestra. Capito. Quel giorno non andrà in palestra, ma già il giorno dopo, tra giorni, diventerà sempre un'abitudine. Questo tipo di è una roba differente, però prova a sottoporgliela come questione. Per esempio, un grande amico, che non andava bene a scuola, proprio, lui diceva, io i primi 3 mesi andavo bene, eccetera. Poi le vacanze di Natale come dire, dopo le vacanze di Natale io tornavo e non avevo più voglia di far niente, perché quell'intervallo di 15 giorni, quella volta quando andavamo noi a scuola c'erano vacanze di Natale molto più lunghe per un certo periodo rispetto a qualche anno fa, quindi diceva questo periodo lungo mi disabituava, mettiamolo così, ad andare a scuola e poi dopo... questo è un meccanismo di difesa, di negazione, voglio dire, no? Come se vado a fare l'esame e mi bocciano, io razionalizzo e dico non è che mi hanno bocciato perché non ero preparato, ma perché magari il professore aveva mal di testa, ce l'aveva con me. Questa è una razionalizzazione, il fatto di dire siccome ho perso il ritmo di studio, così non studio più, cioè questo naturalmente non sta in piedi come discorso. Sì, però me lo faceva, ogni volta diceva, ogni anno io arrivavo, però è anche vero che l'abitudine per certi aspetti è anche una corazza, cioè una sorta di... Cioè un abito. Un abito su misura, se vogliamo, e quindi lei ha il suo abito, io ce n'ho un altro e abbiamo le nostre abitudini che possono essere buone o meno buone. Parlavo prima di fare sport, sicuramente è una buona abitudine perché va contro la sedentarietà, ma farne troppa o addirittura imbottirsi di anabolizzanti, no? Per poter avere la vigoressia cosiddetta, no? Cioè il corpo con i muscoli scolpiti, sono veramente eccessivi, diciamo, no? Nella costruzione, mettiamola così, di un'abitudine, no? Quanto conta avere buona memoria? Le spiego perché le faccio, forse ha capito, perché le faccio questa domanda, perché io ricordo che, per esempio, poi dipende anche se abitudine e rito, forse entriamo anche in un percorso diverso, però per esempio io mi ricordo che quando andavo all'università io avevo prima degli esami, visto che oggi siamo poi anche in tema di esami, io avevo le mie abitudini o le mie scaramanzie o i miei riti, eccetera. E mi ricordo perfettamente che in un giorno in cui questo rito è stato in qualche modo, come dire, non si è compiuto fino in fondo, per un esame dove pronosticavo un 30, ho preso un 28 e mi ricordo esattamente per quale, ancora adesso, e sono passati quasi 40 anni, mi ricordo ancora adesso perché quell'esame, non perché quell'esame mi sia andato male, ma che cosa ha interrotto quel
appunto quel rito e ha fatto in modo che non prendessi 30. Cioè, voglio dire, sono anche qui meccanismi di diciamo difesa. Quasi anche una superstizione, se vogliamo. Per certi aspetti. Il rito, no? Sì, sì, sì. Ecco, il rito, però attenzione, il rituale, entriamo nel campo mio, perché i pazienti ossessivi hanno determinati rituali che noi chiamiamo compulsioni. Quello di andare, per esempio, a controllare se il rubinetto del gas è aperto o chiuso, 1 volta, 2 volte, 5 volte, 10 volte, eppure sono convinto, lo so benissimo, la memoria mi dice che l'ho chiuso, però e se fosse rimasto 1 millimetro ancora, andiamo a controllare. Questo lo fa mia madre ancora adesso. I rituali addirittura possono coinvolgere anche altre persone della famiglia. C'erano quelli che avevano il rituale, per esempio, di farsi il segno della croce prima di iniziare a mangiare, ma costringevano anche gli altri, oppure di fare il giro attorno al tavolo per 3 volte. E questo è un rituale, no? Sì. È un rituale patologico, ovviamente. Però è strano perché, per esempio, in alcuni casi uno preferirebbe tenere queste cose per sé. Sì, e invece la prima cosa che si dice, se vuoi venirne fuori, lo devi comunicare agli altri e rendere partecipi anche gli altri del problema per farti anche aiutare. Da soli è molto difficile uscire dalla comfort zone. Cioè sì, perché alla fine poi di questo si tratta, no? Sì. Di una comfort zone che cioè uno di si rimanere in un posto comodo, perché è più comodo stare in poltrona che vestirsi e andare in palestra. Allora, se io sto lavorando, torno a casa, la prima cosa che faccio, devo cercare di cambiarmi, mi metto le scarpe a ginnastica, mi metto la maglietta, i pantaloni e vado subito, perché so benissimo che se io comincio a sedermi sul trono rappresentato dalla poltrona, da lì non mi muovo più. Quindi attenzione a evitare determinati rituali che sono tipici. Nascono da che cosa? Cioè dal fatto che magari dalle gratificazioni, dalle soddisfazioni. Cioè una volta andato... Si parla di comfort zone perché ti dà comfort. È molto più comodo rispetto alla fatica che ci vuole per fare le cose. No? Quindi non necessariamente, qui forse magari torna il discorso più del rito e della superstizione, non tanto del fatto che dal momento in cui ho fatto una cosa, l'altra cosa mi è andata bene, è più che altro quasi un desiderio di star tranquilli, di star calmi. Quella è la cosa più ricercata, quella di stare tranquilli. È difficile che uno diventi dipendente, nel senso di eccitarsi a fare determinate cose. Direi che non è quella la cosa più importante. Però ammettere con i familiari, con degli amici, che si ha questo problema e farsi aiutare, credo che questo sia una delle cose migliori. Le cattive abitudini alimentari, diciamo, sto pensando adesso per esempio, no, il junk food, cioè il cibo spazzatura, no? Ma per esempio anche, posso fare tranquillamente l'esempio mio della Coca-Cola, a me piace tantissimo la Coca-Cola, e devo dire la verità che, come posso dire, delle volte non sento nemmeno più il gusto, tanto ne sono abituato, eccetera. Sì. Devo però confessare che in alcune volte, non so, non è una questione nemmeno di caldo, freddo, però delle volte probabilmente arriva in un momento particolare della giornata e sento proprio la soddisfazione di bere la Coca-Cola. È vero che una volta un mio amico mi ha colto in uno di questi momenti e parlando con altri ha detto: guarda un uomo felice, perché si vedeva che proprio traspariva. Questo è ancora più... ma io ho visto degli amici che bevevano 2-3 litri di Coca-Cola al giorno. C'è la dipendenza. E lì sicuramente c'è una gratificazione, perché c'è lo zucchero, c'è la coca, c'è la cola, sono tutte cose stimolanti. Pensiamo adesso alle bevande energetiche, no? Tipo Red Bull o altre cose. Quelle sono veramente... Dicono che sono 10 tazze di caffè. Ecco, caffè, anche caffè. Io ho dei colleghi che se non bevono 10 caffè al giorno non sono contenti. No, io il caffè riesco a contenerlo. E senta, già che ci siamo invece, visto che
si va verso, ormai questioni che riguardano per esempio le buone o cattive abitudini sotto esami di maturità. Sì. Posto che mi rendo anche conto che io sto facendo un discorso che riguarda la mia esperienza di maturità, che risale a 41 anni fa e che quindi è ere geologiche distante per me 58 anni fa. Ecco, vede, quindi insomma, però siccome è comunque una prova importante per la vita di un ragazzo, eccetera, non fosse altro che perché già all'inizio delle superiori cominciano a torturarti con l'esame di maturità, eccetera, eccetera. Io me la sogno ancora, no? Io sogno, non sogno l'esame di maturità di per sé perché l'ho gestito in maniera molto tranquilla. Sì. Sogno che mi manca ancora, ed è un sogno ricorrente, un'interrogazione di matematica prima dell'esame di maturità. Poi dopo mi sveglio e dico, ma io ho la laurea, quindi dovrei essere a posto. Però mettiamo adesso, che atteggiamento sarebbe il caso da adottare prima dell'esame? Cioè, posto che, ripeto, è una prova comunque importante, non decisiva, ma comunque importante. L'importante è avere la consapevolezza e una buona coscienza morale, intanto di aver studiato, di non andare lì in cerca di scavare, come dicono in Trieste, la prova di per sé. E andare lì, naturalmente, bisogna avere un buon controllo della propria emotività, quella che viene chiamata intelligenza emotiva, no? Cioè saper dominare quindi le proprie emozioni e quindi non cadere nel panico, perché sennò prevale l'ansia di performance che ti fa andare veramente male l'interrogazione. Quanta gente è preparatissima eppure viene bocciata. Io mi ricordo quando facevo gli esami all'università, avevo dei ragazzi che facevano fatica a dire quanti anni avevano. Cioè, sì, perché poi si entra in un panico che è paralizzante, ecco, l'ansia è paralizzante. Non ci si rende anche conto, sempre rimanendo in ambito, se crede, familiare, ma per quanto riguarda anche il momento in cui si studia, io non mi rendevo mai conto di come anche i familiari poi in qualche modo prendono parte alla tua vita scolastica. Certo. Io ricordo che una volta dovevo passare per forza un'interrogazione di scienze, perché io non andavo bene in scienze, era un po' la mia bestia nera, e poi insomma è passata, eccetera, e mia nonna, che insomma, aveva un ruolo di pacificatrice per certe cose, un giorno mi ha detto, guarda, tu non hai idea di quanto tua mamma era preoccupata per il tuo esame, per la tua interrogazione di scienze. Mia mamma non me l'ha mai detto. Beh, era brava, che era, comunicava la sua ansia, no? Perché l'ansia è contagiosa. Difatti, però voglio dire, ecco, non si pensa a questo risvolto del proprio problema. È per quello che dicevo che è importante comunicarlo e cercare di trovare anche delle soluzioni comuni. Ecco, questo è fondamentale. Capire che da un punto di vista biologico c'è sicuramente la liberazione di endorfine. Se proviamo piacere, Topino che mangia la cioccolata sicuramente sviluppa endorfine. Però noi abbiamo anche delle canne che sono endogene. Gli endocannabinoidi vengono ad essere stimolati quando noi facciamo attività fisica. Lei pensi, la maratona, che sono 41 chilometri, è una fatica incredibile se noi non producessimo questi endocannabinoidi. Quindi voglio dire, se Madre Natura ci ha dato a disposizione queste sostanze che ci danno piacere, dobbiamo però anche accontentarci del piacere. Sì, capito. Allora, Madre Natura ha dato all'uomo e in generale agli animali il piacere, per esempio, di far sesso e di mangiare, perché entrambe le cose servono per la riproduzione della specie. Cioè la conservazione della specie richiede che noi facciamo sesso e che noi mangiamo, ci alimentiamo e così via, e che noi stiamo bene insieme agli altri. Queste tre cose, lo star bene insieme agli altri, il far sesso, no? E quindi l'amore, e il cibo, sono cose che Madre Natura
ci ha dato, perché è importante che noi portiamo avanti la specie. Sorrido perché lei mi dà il destro per ricordare che domani sera alle 20:30 al Museo Revoltella è un appuntamento slittato di Bloomsday, ma viene proiettato La grande abbuffata di Marco Ferreri, dove praticamente con Tognazzi, dove questi elementi ci sono tutti, no? Il mangiare, il sesso e anche, come dire, persino l'ansia da prestazione che la società ti impone per certi versi. Bisognava cucinare anche bene. Bisognava cucinare bene e poi questi mangiano fino a scoppiare. Mentre il balcione però ci segnava, difatti no? siamo là. È un bellissimo film di quello che secondo me è uno dei più grandi registi italiani, poco noto e poco popolare. Un altro lutto grave è stata la morte ieri di Enoch Aimé. Siamo sempre in quella zona di attori francesi che hanno molto lavorato nel cinema italiano, fra l'altro, e c'erano anche molti italiani che lavoravano in Francia, c'è da dire anche questo, Dolce Vita. Però Enoch Aimé era anche una bellissima donna, tra l'altro. Però era l'unica non maggiorata di Fellini, perché Fellini era vero. Tutte donne maggiorate e lei era molto segaligna. Considerata una delle 100 donne più sexy mai comparse nel cinema. Tra l'altro è rimasta bella fino in ultimo, perché 2 o 3 anni fa fece un ultimo film con Lelouch e fu premiata. Ed era ancora, cioè, la riconoscevi, cosa che non è sempre semplice, soprattutto quando uno arriva attorno ai 90 anni. Ma torniamo al discorso del sexy. Allora una persona, se si abitua a una grande liberazione di endorfine, come può essere per esempio il buco di eroina, vede passare poi Miss Universo e non interessa niente, perché lei parlava di memoria. La memoria ti dice: guarda che se fai quella cosa hai una grossa gratificazione, una grossa liberazione di dopamina, questa cosa ti dopa. E allora, ripeto, ecco che Madre Natura viene a essere stravolta completamente, no? Andiamo ben oltre quello che dovrebbe essere invece lo stimolo edonico, che è importante per la continuità della specie, no, umana. Tra l'altro leggevo, non so se ha letto anche lei, ma di questa recrudescenza di dipendenza da droga negli Stati Uniti. Sì, col fentanyl. Che è qualcosa di è terribile, perché è un oppiaceo che porta a morte. Perché porta a morte? Perché aumentando la dose si arriva a inibire il centro del respiro, che è qui dietro, e quindi uno muore proprio per arresto del respiro. Mi pare che stia arrivando anche in Europa, mi pare che ci siano dei casi anche. Ho visto delle immagini abbastanza spaventose, per dire la verità. Questo indica il grande disagio che c'è a livello sociale. Se lei pensa alle minigang, per esempio, no? Pensi al film, a lei che piacciono i film, l'Arancia Meccanica. Queste persone evidentemente provavano gratificazione nel far del male alle persone, quindi questa è cattiveria pura, cioè Al Capone che uccideva le persone senza nessun senso di colpa, voglio dire, no? Visto che mi ha portato lei su questioni cinematografiche alte, come appunto Arancia Meccanica, eccetera, è un discorso che riguarda secondo me anche la nostra personalità probabilmente, ma perché alcuni film realizzati parecchio tempo fa, perché Arancia Meccanica è del 70 se non mi sbaglio, quindi sono 54 anni, sì. Alcuni film, non tantissimi, però alcuni film, come anche tra l'altro La grande abbuffata per certi aspetti, e perché ci sembrano, o perché sono così nostri contemporanei? Perché addirittura precedono quelli che sono i nostri comportamenti. Io non ricordo quando Arancia Meccanica uscì, perché ero piccolo, non l'ho visto. Io quando lo vidi rimasi molto, avevo 23 anni, rimasi molto meravigliato, molto stupito, e dopo alla fine diciamo, tutto sommato, speriamo che questo mondo non compaia. Però, invece dopo è comparso, voglio dire, no?
Ma c'è una sorta di intuizione, è un ragionamento... sono grandi geni che anticipano quelli che sono i comportamenti umani, no? Pensi a Bauman, al postmoderno, no? Sono tutte cose che... Pensi adesso a tutta la grossa importanza sull'intelligenza artificiale, la paura dell'intelligenza artificiale, e qualcuno parla di transumanesimo, cioè il fatto che da Homo sapiens diventeremo Homo digitale. Lei ha mai visto a proposito di intelligenza artificiale, fino a un paio d'anni fa, insomma, sembrava che fosse la risposta a tutti i nostri problemi, eccetera. Da un po' di tempo c'è stato un cambio di atteggiamento nei confronti e adesso c'è proprio una specie quasi di bianco-nero, no? Perché sfugge di mano, no? Sfugge di mano, sì. Lo stesso Presidente Mattarella oggi ha insistito molto sul fatto che la guerra viene combattuta anche con le fake news. Sì, che poi probabilmente non si tratta altro che della continuazione Però mi ha meravigliato che il Presidente della Repubblica intervenga in maniera così diretta, no? Sì, anche il Papa mi pare che è intervenuto proprio su questo durante il G7. Si vede che il problema è molto sentito. Perché tende a sfuggire dal controllo, no? Se sfugge dalle mani, veramente noi abbiamo paura dell'ignoto, no? L'ansia, il panico. Ecco, e quando noi vediamo che certe cose possono sfuggirci di mano, questo noi ci fa andare nel panico. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Mi pare di capire che ci vediamo verso settembre, no? Sentivo. Sì, noi saremo sempre qua. Ma anche per il pubblico. No, ma comunque è sempre graditissimo. Grazie allora al professor Maurizio De Vanna, psichiatra, per essere stato con noi. Arrivederci alla prossima stagione. Buone vacanze a tutti. Grazie davvero. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento, parliamo di Shorts International Film Festival. E chi parla? Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Maurizio Di Rienzo, che è il direttore artistico, si può dire così? Sì, dello Shorts International Film Festival. L'ho detto anche giusto stavolta. Vabbè, non è difficile. Mi fa un po', la Shorts col TS di Trieste, graficamente, non è un'idea mia, mi ha preceduto, idea geniale. Non so come potrei dirlo, potrei dire dello Shorts, ma diventa un po'... comunque, insomma. Per significare che siamo a Trieste. Allora, questa mattina è stata presentata l'edizione 2024, che è l'edizione numero 25. Fatidica. È un compleanno, diciamo così, è un compleanno importante e voi non avete tirato una linea rispetto alle edizioni precedenti, mi pare di capire, non sarebbe stato nemmeno il caso probabilmente. No, assolutamente. Io sono direttore da 3 anni, il terzo anno da solo, prima ho co-diretto con Chiara Valenti Omero, che adesso è nella Film Commission e che è stata anima del festival per molti anni, ho collaborato da tempo e quindi no, non abbiamo tirato nessuna linea se non quella di continuità. Si dice, anche in politica si dice continuità nel cambiamento e cambiamento nella continuità, però questi ossimori, questi paradossi hanno una loro logica, in altri campi magari sono un po' più virtuosi e funzionano. Noi abbiamo fatto così di comune accordo con un bel gruppo di lavoro e quindi evidentemente non è solo shorts per esempio, ma è molto shorts, è molto cortometraggi e poi c'è anche dell'altro, perché questo è il programma. Sono 9 giorni, perché lo faccio vedere? Perché è leggibile, ma è pieno, mi sono accorto che quest'anno è più pieno dell'anno scorso, ma non nel senso di riempire tanto nel senso di editorialmente calcare di nuovo le strade che abbiamo calcato recentemente con qualche aggiunta e qualche cosa in più. Allora, ci sono 117 sono le opere che verranno presentate. Nei 7 concorsi. Ecco, ci sono 7 concorsi. Grosso modo, diciamo appunto, viene ripresa la struttura che è quella che noi conosciamo, quella dell'anno scorso. Avete puntato maggiormente l'attenzione come dire, su una di queste 7 sezioni?
No, l'attenzione è stata nell'avere il più possibile delle anteprime italiane. E alla fine credo che siano, perché non abbiamo posto il veto a qualcuno dopo essere stato selezionato di non andare a qualche altro festival a maggio appena prima, però quando l'abbiamo selezionata erano addirittura 65, credo che adesso risulterebbero una cinquantina, quindi anteprime nazionali, compresi alcuni film italiani, vuol dire molto. Non è un festival che pretende l'inedito, ma nelle sue sezioni spalma una serie di inediti che in Italia non sono stati ancora visti, e i paesi che hanno fornito sono circa 40-45 credo in totale, non vorrei sbagliare, con alcune curiosità, anche le isole Faroe, sì, anche l'Azerbaijan, la Malesia. Allora, detto questo, il selezionatore dei concorsi è Massimiliano Nardulli, naturalmente io c'entro qualcosa, ma comunque è lui. E quindi nei concorsi ha cercato anche eterogeneità, diversità di sguardi e diversità di nazioni, perché sono mondi dai quali vengono storie brevi, e ormai siamo abituati a lavorare, a vivere di storie brevi, naturalmente coi social, non parlo solo di TikTok, parlo di Instagram, parlo di qualunque cosa, e anche nei TG si è diventati più evidentemente stretti. Sì. Di conseguenza, cos'è un cortometraggio? È qualcosa di molto più lungo di quello che nei social vediamo, ma è ancora qualcosa di molto più breve e diverso rispetto ai film, e non parliamo poi della serialità che adesso sta andando avanti. Allora, festival di corti ce ne sono molti in Italia, che è un paese, rispetto a tanti altri europei importanti, anche mondiali, nei quali si vedono meno corti in sala in proporzione, sì, e nei canali tematici, a meno che non siano per bambini. Perché dico questo? Perché Shorts, come altri, ha il diritto di esistere e il dovere di resistere proprio perché le persone non sanno che c'è un patrimonio di storie coinvolgenti, importanti, che durano 8, 10, 15, alle volte 3 minuti, 20, 25, noi massimo 20 minuti, ci sono dei corti di 25 minuti. Questo soltanto per fare un po' di propaganda buona a tutti i festival che si occupano di cortometraggio. Allora, veniamo alla sezione Mare Metraggio, che era il vecchio nome del festival, e sono 45 cortometraggi, in cui il premio sarà dato da Est Energy e Gruppo Era, è un premio in denaro di 4.000 euro, e c'è una giuria di 3 persone, il vincitore dell'anno scorso, che è un regista turco-curdo, una produttrice croata, e adesso mi sfugge banalmente. Lukas Gorgato. Lucas Gorgato. È Luca Sorgato, perché c'era un conflitto apparente di interesse. Luca Sorgato, regista, che ha un corto nella sezione Short Express, ma che può giustamente giudicare gli altri corti. Ecco, Short Express sono 23, sono brevi, quello di Luca Sorgato dura 1 minuto ed è esilarante per certi aspetti. Altri sono folgoranti, e altri hanno una capacità di sintesi mostruosa, che in 5 minuti, titoli compresi, ti raccontano una storia, e vengono da tutto il mondo, si può dire. Shorts Express, che inaugura il festival, la prima serata al Giardino Pubblico è il 29, sabato, perché i corti si vedranno per la maggior parte al Giardino Pubblico in varie programmazioni sistematiche, e dal 28 c'è una preapertura che ha dei corti, ma comunque dedicata a una persona, e poi ci ritorneremo. Dal 29 fino al 5 i corti in concorso, fra i quali ogni sera avremo anche Italia in Shorts, in una serata dedicata a 11 dei corti, mentre al Teatro Miela potremo vedere gli 11 corti di Eco Shorts, che sono un altro concorso dedicato a temi ambientali non didattici, ma a storie in cui il rapporto fra le persone e l'ambiente e la natura è molto forte. Di questi tempi, ahimè, è anche molto debole questo rapporto, purtroppo, a seconda di possiamo dire. Quindi queste sono le sezioni in concorso, poi ce ne sono altre 2, curate da Manuela Morana, molto brava. Shorter Kids and Teens. E quello io non riesco a dirlo. Quello non riesco a pronunciare. Kids sono i ragazzini dai 6 ai 10 anni, e scuole primarie, e teens dagli 11 ai 15, la prima parte delle scuole secondarie. Sono anche selezionatori alcuni di questi, infatti Manuela ha fatto nelle scuole di Trieste e Gorizia una specie di apprendistato per trovare i selezionatori, che su una rosa di una trentina di corti ne hanno scelti 10 ciascuna delle 2 categorie. Saranno 2 pomeriggi del martedì e mercoledì, adesso non vorrei sbagliare, il 2 e il 3 luglio, al Teatro Miera dalle ore 4:30 in poi. Siete invitati a far iscrivere i vostri figli,
i 14 anni possono venire anche da soli, no, non so, non sono sicuro, sono minorenni, comunque in ogni caso a iscrivervi per far parte della giuria, che di solito ne è, insomma, ogni pomeriggio c'è 80-90 persone, ragazzi o bambini, insomma, che dir si voglia, che sono dei giurati, che giudicano i corti scelti dai loro coetanei, e sono non soltanto cartoni animati, sono anche quelle storie di un certo rilievo, e anche lì c'è la giuria sono proprio loro. Sì, sono tremendi anche, tra l'altro. Beh, i dibattiti, le chiacchierate, quest'anno ci sono un po' più registi degli anni scorsi che vengono, mi aspetto delle chiacchierate, come dire, pungenti. Poi c'è sempre quell'attenzione che Shorts ha sempre avuto per il cinema italiano, per l'impegno narrativo del cinema italiano, che non è fatto soltanto di corti, ma anche di, come si dice, di lunghi, insomma. E quest'anno ci sono 4-5 personalità, a me fa molto piacere, devo dire, che torni a Trieste Michele Riondino, che, se non mi sbaglio, una ventina d'anni fa venne premiato come... il premio Prospettiva, che Chiara Omero si inventò. La prima prospettiva fu Alba Rohrwacher, la seconda Luca Marinelli e la terza fu Michele Riondino. Mi sembra che tutti e tre abbiano trovato la loro strada. Poi Riondino è una persona anche di grande impegno civile, quello che fa a Taranto, che noi conosciamo di riflesso per via anche della Risiera, insomma, c'erano della Risiera, chiedo scusa, della Ferriera, sbaglio sempre. È una persona di grande... Sì, il concertone dell'1 maggio a Taranto lo fa lui. E Michele Riondino, oltre ad essere un attore che ha appena vinto il Nastro d'Argento delle serie televisive per il suo ruolo nei Leoni di Sicilia, la serie Disney, certo, sì. ha vinto anche il Davide Donatello per Palazzina Laff, che ne ha avuti 3 di David, e a giorni ci saranno i Nastri d'Argento, e con varie candidature Michele Riondino potrebbe avere altre soddisfazioni, e non dico altro. Il 27 sapremo. E anche, ripeto, è anche una bella persona, l'abbiamo intervistato un paio di volte, ed è Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, molto attento, duttile, preciso, lavora anche a teatro. Palazzina Laff, che cos'è? Un film. Noi l'abbiamo invitato indipendentemente dal film, per un suo percorso, ma Palazzina Laff è una palazzina dismessa della Ilva di Taranto, dove sono stati confinati per alcuni anni di non lavoro una 50, 70 di quadri che la proprietà voleva subdolamente, e il personaggio di Elio Germano, che ha vinto il David non protagonista, è un personaggio terribile, veramente, una sorta di mentore al contrario, ecco, confinati a non far nulla per dismettere i quadri e tenere solo la parte operaia. Insomma, è una denuncia che viene fuori dopo che lo si sapeva, ma è un film davvero importante, uno dei film più importanti dell'ultimo anno italiano. E Michele Riondino avrà il premio Interprete del presente, dove per interprete si intende anche regista, perché ha interpretato un presente che è la scia di quel passato. Credo sia la prima volta nella storia di Short che un attore indicato come prospettiva del futuro, sì, è vero, è la prima volta, riceva anche... Dopo qualche anno il premio Interprete del presente. L'anno scorso ci fu Gifuni e 2 anni fa la Saporangelo. Io pensai a questo tipo di nuovo premio perché era giusto focalizzare su un attore del momento. Allora, questo per Interprete del presente. L'altro interprete del presente, però, è un'attrice importantissima, che anche lei, perché l'abbiamo invitata prima che vincesse il Nastro d'Argento come miglior attrice grandi serie TV, il 1° giugno a Napoli l'ha vinto, per il suo ruolo nel Il Re, con la serie Sky, il carcere di girata a Trieste, con Zingaretti, girata anche a Trieste. Allora, Isabella si è candidata ai Nastri e ai David per Come pecore in mezzo ai lupi, un piccolo grande film di una regista, Lida Patitucci, in cui fa il doppio gioco ambiguo fra una poliziotta infiltrata in una banda malavitosa, ed è un noir straordinario, recuperatelo sulle piattaforme se potete. E Isabella viene da 10 inverni, nacque con 10 inverni, un film del 2009 in cui incontrò Michele Riondino, e furono la coppia di 10 inverni alla Mostra del Cinema di Venezia in una sezione collaterale. Le cose poi si tengono anche senza volerlo. Quindi il 5 pomeriggio, venerdì, chiacchierata con Michele Riondino, scene di alcune interpretazioni, alle 8 di sera, alle 20 di sera al Teatro Miela, masterclass e premio. E il mercoledì, scusate, invece alle ore 19 con Isabella Aragonese, sempre al Teatro Miela, scene di film suoi e chiacchierata con
con lei. Voglio aggiungere che venerdì sarà una giornata molto molto piena, come dice il nostro programma, perché alle ore 17 una triestina, Laura Samani, una regista importante che col suo primo film da lungometraggio è andata 3 anni fa alla Semaine de la Critique a Cannes, prestigiosa, uno dei migliori debutti europei dell'anno, ha vinto il David di Donatello, è stata candidata al Nastro d'Argento, ha girato 40 festival. Piccolo corpo era il film, bellissimo, una favola al femminile di grande realismo nello stesso tempo. E poi ha girato anche 2 cortometraggi. Allora i 2 curatori, Beatrice Fiorentino, che è triestina, un critico importante, eccetera, e Massimo Causo hanno questa sezione nella quale si analizza il percorso di un regista, una regista che sia stata nel corto, nel lungo, e che poi torni nel corto, perché Laura ha fatto un altro corto appena dopo il lungo e prepara adesso il suo secondo lungometraggio. Quindi avremo un focus con Laura Samani il venerdì che sarà una giornata abbastanza intensa. E quando noi nel discorso è affiorato il suggerimento per questa domanda, perché c'è da sottolineare anche questo, cioè dove ormai la gente vede i film, vede i corti, perché c'è il cinema in sala, eccetera. Rimane, non si sa, forse per degli aficionados come potrei essere io, l'home video, nel senso chi ama il DVD perché gli piace vederlo in libreria, anche se poi diventa pigro e che secca toglierlo dalla libreria. Ci sono le piattaforme, questo che cosa c'è il computer, è vero, e poi è il cellulare, è vero, l'iPad, qualunque cosa. Ecco, questo è un bene, è un male che ci sia tutto. No, io non riesco francamente posto che si debba per forza scegliere, però non riesco a capire. Il concetto di grande schermo lo testimoniano alcuni film che diventano film evento. In Italia abbiamo avuto quello della Cortellesi, nessuno si immaginava una cosa del genere. L'estate scorsa Barbie e Oppenheimer, 2 film che più diversi non potevano essere. E non tutti e 2 dei veri studios americani. Allora le cose che accadono nel mondo del cinema e anche della serialità televisiva sono sempre sorprendenti, perché non le puoi canalizzare, le interpreti dopo, le capisci dopo, in qualunque paese. Ora è evidente che ci sia una molteplicità di luoghi e situazioni e tempi in cui vedere una storia filmata, mettiamola così, storia da 3 minuti a una serialità, che ne so, di 20 episodi. Allora, qual è il punto? Il punto è che c'è un proliferare di immagini, una necessità di raccontare, alle volte una bulimia anche da parte di produttori e piattaforme che ordinano delle cose pazzesche. E c'è la solita domanda: il cinema è morto in sala. In Italia abbiamo ancora un po' di problemi, in altri paesi dopo il Covid si è ripreso. Qual è il punto? Il punto è che sono i festival che poi arrivano, perché c'è un altro modo di andare a vedere il cinema. L'Italia è piena di festival, in questi mesi soprattutto, da giugno a settembre, le arene estive, i festival che ripescano cose poco viste, i festival di cortometraggi che nessuno vedrebbe, gli omaggi a quello, a quell'altro, quel film che ti sei perduto, non l'hai potuto vedere lì, non è ancora arrivato in piattaforma. Insomma, in Italia, non solo per 4-5 mesi, un po' per tutto l'anno. Trieste è un festival importantissimo, è a gennaio, Trieste Film Festival, e ne ha altri 3-4, science fiction, eccetera. È una regione virtuosa, ben finanziata per certi aspetti. Allora, il punto è: vedeteli dove volete, vedeteli il meglio che potete tecnicamente, e se potete andateli a rivedere sul grande schermo quando capitano, o se stanno per uscire e sono un inedito, una premiere, alzatevi da casa e andate a vederlo nel cinema dove ancora c'è, perché è chiaro che solo a Roma sono scomparse 65 sale negli ultimi schermi, negli ultimi anni. Però, per tornare a Shorts al Giardino Pubblico ha una proiezione tecnicamente molto bella. Teatro Miela si difende per vedere delle cose, quindi io sono convinto che ci sarà voglia di andare. C'è un altro concorso di cui non abbiamo parlato, attenzione, Immersive. Sì, difatti volevo arrivarci. Fammi una domanda. No, anche qui è ormai diventata una tradizione per Shorts, questo io non l'ho mai provato, devo dire il visore? Il visore. La realtà virtuale. Ho visto una foto di Angela Lansbury col visore fatto da morire da ridere. Ma insomma, anche qui, no? Cioè, è un'altra
guarda, spiegarlo Antonio Giacomin, il grandissimo esperto, che ci procura anche rapporti con la Slovenia, con l'Austria, intersecandoci con altri festival. Lo Shorts è il secondo festival in Italia in ordine di tempo, dopo la Mostra del Cinema, l'anno dopo, ad avere messo su una sezione piccola ma importante di realtà virtuale, che quest'anno Antonio, al settimo credo, ha voluto intitolare Immersive, perché stanno cambiando le tecnologie, non è solo più sedia girevole, visore, una storia che dura alle volte anche 30 minuti o può durare 5, e tu hai 360 gradi e hai una visione individuale, mentre sulla tua sedia tu, pubblico, stai vedendo la stessa cosa che è partita contemporaneamente, ma puoi vederne una parte, prima, dopo, il dietro, l'avanti. Adesso c'è tutta un'altra tecnica, per cui c'è una interazione possibile fra spettatore col proprio visore, che è sempre più sofisticato. Senza entrare nel tecnicismo, per 4 giorni, se non sbaglio, dalla domenica, voglio andare a controllare perché voglio fare un servizio a questa cosa, domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio dalle 5 alle 8 alla Sala Xenia, che è sul il lungomare, vicino alla chiesa greca ortodossa. Per noi è ex Donaggio, per i triestini è ex Donaggio. Quella zona lì c'è una piccola sala da convegni, eccetera, e lì ci sarà la possibilità, prenotandosi, di vedere questa realtà immersiva che ha 4 brevi film di un tipo e 3 di un tipo molto più avanzato, in cui i visori ti fanno proprio letteralmente entrare dentro, come Matrix e dintorni 20 anni fa, come in altri film che abbiamo visto. Quindi domenica e lunedì. E poi nel pomeriggio invece, sempre nel pomeriggio scusate, martedì e mercoledì uguale dalle 17 alle 20, Shorts Immersive, 4 possibilità di prenotare i posti e vedere, e essere giurati e scegliere anche i due vincitori fra questi pochi, perché realizzare costa e non è facile che realizzare realtà immersiva. Tra le altre sezioni c'è anche, così saluto idealmente il curatore, che è Francesco Cappellotto, la Shorts Comic Marathon. Cappellotto è stato uno dei curatori di quella bellissima mostra che al Castello di San Giusto ha celebrato l'altro anno i 40 magari, all'età mia il Festival di Fantascienza, per cui sono ben più di 40 purtroppo, però anche qui significa anche attenzione al comics, che è qualcosa di sempre più legato al cinema, ma anche come dire, sempre più importante esce un comics e se ne parla come se uscisse un libro, eccetera. Ti dico, c'è una popolarità del comics che è clamorosa. La Francia è un po' la patria. La Francia è impressionante. È europea come creatività, ma anche delle sinergie. Ci sono dei fumettisti, chiamiamoli così, che lavorano sia qua che là. Poi l'America, che ha inventato, perché Superman e Batman vengono dagli anni 30-40. Allora qual è il punto? Il punto è il comic book, ma qui abbiamo una staffetta di tavole disegnate da 71 partecipanti record, che, ispirandosi a una cosa in cui c'è un personaggio che si chiama Spielberg di cognome, ma non è Spielberg, è un ragazzo che viene dal futuro dove non c'è più il cinema, ecco che si collega a dei grandi classici idealmente, e allora i concorrenti devono disegnare delle tavole dandosi in qualche modo il testimone per poter proseguire una storia. Tutto questo è già stato fatto in misura un po' minore, perché 71 mai, ma già pubblicazioni ci sono state, e quindi la Shorts Comic Marathon avrà il suo culmine qui a Trieste. Anche qui non voglio sbagliare, mi sembra il giorno eccola qua, lo sapevo ma non me lo ricordo più. In che giorno c'è la Shorts Comic Marathon? È pazzesco, non me lo ricordo. Figurati. Il 4, grazie, interviene l'ufficio stampa ad Atullo dalla regia e mi dice, perché c'è troppa roba il 4. Premiazione, esatto, con una giuria molto qualificata e quindi anche il fumetto, quindi il cortometraggio, il fumetto, e qualche lungometraggio pure si vedrà. Però ripeto, il fumetto ha un rapporto con il cinema molto forte, lo sappiamo perfettamente, le franchise, le saghe e le cose. E poi se guardiamo anche l'immagine curata da Laura Gorlato, capiamo che qualcosa di fumettistico c'è e c'è sempre stato. C'è poi anche, e anche qui è una tradizione che torna, io saluto Elisa Grando, perché il giorno 2 luglio c'è questa passeggiata nei luoghi di cinema
di Trieste. Questo è un appuntamento che rischia ogni anno di, come dire, di dilatarsi, perché ringraziando Dio pare che tutti quelli che vengono a girare film a Trieste siano soddisfatti di quello che trovano, e questa passeggiata inizia alle ore 17:30. E parte da? Qua non c'è scritto dove. L'appuntamento non c'è scritto. Non c'è scritto da dove parte, ma bisogna vedere anche un po', e sarà sempre là intorno. Ma ve lo faremo sapere. Anche perché poi ci sono delle cose che molti triestini pensano di sapere e invece non Sì, sanno. in Cavana piuttosto che in qualche... Poi molti dimenticano, ma secondo me perché è un film bruttissimo, che anche Il paziente inglese è stato girato a Trieste. Ma Fece epoca, ma non era proprio brutto, ma diciamo era un filmone, un po'. Sì, voleva tentare la strada di David Lean, ma non riusciva, quei classici non riusciva molto gentili, a toccarli. Secondo me è uno dei film più brutti che abbia mai visto, ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un altro discorso. Ci abbiamo verso la chiusura, credo che abbiamo ancora... Però dobbiamo nominare altri 2 premi. Come no? Difatti. Allora, il premio Cinema del Presente quest'anno è ai Fratelli di Innocenzo. Chi sono Fabio e Damiano di Innocenzo? Una sorta di enfant prodige, sicuramente degli outsider, vengono da un quartiere di Roma periferico e conservano anche una loquela, un accento particolare. Sono 2 gemelli, hanno credo 35 anni adesso, 36, e debuttarono dopo aver collaborato anche con Matteo Garrone, con altri, hanno scritto sceneggiature eccetera, con La Terra dell'Abbastanza, un film molto bello, in cui era protagonista Luca Marinelli, un film ambientato a Roma, un noir che prese vari premi. Dopodiché con Favolacce andarono al Festival di Berlino, presero Nastri d'Argento, Davide Donatello, una storia di una famiglia residenziale, e poi America Latina, anche qui l'incubo, Elio Germano interpreta sia Favolacce che America Latina, un incubo di un uomo che vive una realtà doppia nel sottoterraneo della sua casa, purtroppo tragica, e poi hanno realizzato Dostoevsky, che è una serie non ispirata allo scrittore, ma in qualche modo ai temi di delitto e castigo, con un ispettore, Filippo Timi, che è stato al Festival di Berlino in anteprima, che sarà nei cinema per 1 o 2 settimane adesso a luglio, e che andrà su Sky a ottobre, credo, o inizio novembre, ed è una serie molto importante noir. I Fratelli di Innocenzo che raccontano il male che si nasconde dietro la normalità, ma non sono compiaciuti in questo, raccontano le anime dei personaggi, raccontano i rapporti familiari, i corpi, e evidentemente anche una deriva dei sentimenti umani in cui è difficile trovare equilibrio. Quello che è bello è che loro non sono mai melodrammatici e hanno uno stile di regia che sicuramente si è già imposto. Forse c'è quella romanità che c'è una romanità di essere troppo di ambientazione. Però America Latina era romano, America Latina è un bellissimo film. ma non era proprio romano, in effetti. Allora, sembrava più, come si chiama quello, Michael Haneke. Michael Haneke, sì, hai ragione, Michael Haneke, assolutamente, regista austriaco che vive in Germania, spesso ospite a Cannes con i suoi film inquietanti ed inquietati. E quindi questo è il premio per loro. E poi il premio Prospettiva, siamo partiti da Riondino, che dicevi tu è il primo a tornare a prendere un premio interprete del presente, eccetera. Il premio Prospettiva quest'anno va a un'attrice che è legata anche al cinema dei Fratelli di Innocenzo, perché era una delle figlie del protagonista di America Latina, ed è anche in Dostoevsky, è Carlotta Gamba, che ha fatto film anche come Billy, è stata la Beatrice di Dante di Pupi Avati, ed è in Gloria, punto esclamativo, un film molto bello di Margherita Vicario, anche lei in odore di qualche nastro d'argento, e che è stato in concorso anche quello a Berlino. È un film in cui lei interpreta una delle orfane musicanti di un collegio orfanotrofio del 1802, epoca napoleonica per Venezia, e che è una sorta di dramma commedia molto particolare, in cui la musica è straprotagonista. Carlotta Gamba è un'attrice sensibile, già conscia delle ombre e delle luci dei suoi personaggi, è un bellissimo volto, insomma è una persona su cui puntare, perché ha la leggerezza e la ponderatezza insieme della sua gioventù. Allora chiudo io, perché siamo già oltre il tempo, ma comunque è stato
piacevole. Allora, invece ricordo soltanto che il 28 giugno alle 21 al Giardino Pubblico il premio Cinema dell'Anima andrà a Simone Massi, esatto. E bisogna dirlo. 10 secondi, è un grande animatore, ha 29 cortometraggi, 900 premi nel mondo, vive a Pergola in provincia di Pesaro, abbastanza appartato, usa una tecnica tutta sua, parte dalla storia della sua terra, dagli animali, dalle tradizioni, dalla resistenza di suo nonno, eccetera, e racconta in maniera coinvolgente e geniale per certi aspetti, è un fluido narratore, il testo è poco nei suoi corti e anche nel suo lungo, che vedremo al Giardino Pubblico in anteprima a Trieste, è stato l'anno scorso al Festival di Venezia, esce a fine agosto nelle sale italiane, che si chiama Imbelle, che in marchigiano di quelle parti vuol dire da qualche parte, ed è un'altra storia legata alla guerra. Ha 3 momenti diversi della guerra, la prima guerra mondiale, la seconda e poi la guerra degli anni di piombo italiani, è sempre ambientata dalle sue parti. Simone Massi è un grandissimo animatore e per questo io ho pensato di dargli il primo dei premi, e forse sarà l'unico, Cinema dell'Anima. Allora io ringrazio Maurizio Di Rienza Grazie per essere stato con noi, buon lavoro a tutto lo staff di Shorts e appuntamento dal 28 di giugno al 6 luglio. Con noi invece l'appuntamento è domani alle ore 18.